carabinieri di Pordenone stanno ricercando un 19enne di nazionalità marocchina che addosso dovrebbe avere oggetti di valore, si pensa dell'oro, oggetto di attività di riciclaggio. Il giovane alla vista dei militari è fuggito oggi pomeriggio attorno alle 16 da Corso Garibaldi verso Piazzetta Cavour. Siamo a Pordenone, riuscendo a far perdere in pochi istanti le tracce. Le ricerche sono tuttora in corso con i carabinieri che hanno ristretto il raggio d'azione attorno a Viale Grigoletti e le vie laterali, convinti che il malvivente, descritto come una persona particolarmente pericolosa, si stia aggirando in quella zona. Se avremo delle notizie ve le daremo nel corso del notiziario del Nord-Est. Raffaele Padrone, vice segretario nazionale della UGL FSP Polizia. Allora, ha sentito la droga da una parte, questi qua carabinieri alla ricerca di questo malvivente. Beh, lei viene sempre qua ogni settimana a lamentarsi, nei giornali pro si legge che gli aumenti arriveranno per le forze dell'ordine in busta paga. È tutto vero? Abbiamo toccato un brutto argomento, anche perché sa che quando io non ho mai parlato di soldi, ho sempre parlato di quelle che sono le cose negative, ma se lei mi parla di soldi le dico che veramente io non capisco, ma tanto l'ho visto, si vede. Guardate dove hanno parlato degli aumenti delle forze dell'ordine. Rai 1, Rai 2, Rai 3. E lascio a voi il commento. Mentre Mediaset, che ha parlato, ne ha colto i punti non veri, no? Cioè, ha smascherato questo governo un'altra volta. Però purtroppo vede, chi non segue la nostra televisione qui, magari ci crede e ti fanno anche i complimenti, dice, ah beh, 130 euro. Signori, io ve l'avevo detto prima dell'inizio dei lavori, questa finanziaria non ci ha interpellato, non ci ha interpellato prima dell'inizio dei lavori, e il risultato qual è stato? Che un agente di polizia fino a un grado di vicequestore aggiunto porterà a casa dai 37 ai 45 euro netti al mese, quindi un aumento contrattuale di 6 euro, benissimo, di 6 euro nel triennio fino al 2019, perché poi ricordiamo che questo contratto è un contratto che era fermo da 8-9 anni, quindi una presa in giro totale. E i colleghi purtroppo quando sono andati a votare, i nostri segretari generali sono andati a votare, noi dalle segreterie trasmettevamo in linea diretta quello che stava succedendo in aula, e purtroppo a una certa ora, verso le 6, venerdì è stato firmato, quindi non siamo 2 o 3 giorni scorsi, ci hanno detto alle 8:30 si ritorna, hanno sospeso, alle 8:30 se volete si rientra in aula, se volete venire venite, tanto noi non abbiamo nulla. Quindi ci hanno ricattato, ma ci hanno preso in giro, ma ricattato. Perché? Perché uno dice, ma allora perché l'avete firmato? Innanzitutto si sono formati dei cartelli già no all'inizio e abbiamo spiegato perché. Ma ci hanno ricattato, ed è quindi quello che noi chiamiamo il contratto ricatto, perché se noi per una serie di norme non firmiamo l'attività e quindi non firmiamo il contratto, veniamo automaticamente esclusi da tutte le commissioni all'interno della nostra provincia, della nostra città. Quindi saremmo stati tagliati fuori da tutte le tipologie, le commissioni, e quindi il male poi ricade non solo Cornuti e Mazziati, perché anche i colleghi, diciamo, di Pordenone avrebbero subito questa cosa. Allora uno dice, ti tirano per il collo, prendiamo, vi diamo e arrivederci suonatori, ma non è così, anche perché ci dobbiamo rivedere poi nel 2019, ma se i tempi saranno uguali di questi ci vedremo nel 22 o 23. E Campacavallo. Però ho visto le immagini che sono passate dei carabinieri, ecco, questa è una dimostrazione. Una macchina, 2 macchine per cercare una persona all'interno di una città, all'interno di qualche via. Questa è l'attività investigativa, è rallentata come in questura, come nell'Arma dei Carabinieri, proprio per la mancanza di personale, perché non è quella questione di ma vi lamentate sempre, poi c'è una lentezza per avere un permesso di soggiorno, c'è una lentezza per avere un passaporto, ed è tutto a scalare, perché i colleghi per andare in strada magari lasciano l'ufficio e vanno fuori. Però, ripeto, ci sono rumors che adesso il 31 di questo mese, dopodomani, andranno in pensione altre 10 persone dalla questura di Pordenone, e come dicevo la scorsa volta, si
insomma, si ipotizza che almeno una decina potrebbero arrivare in questura. Non sono molti nei 60 che mancano, ma almeno vanno a sostituire. Almeno un segnale ci sarà, un segnale positivo. Bene, Raffaele Padrone, vice segretario nazionale della UGL FSP Polizia di Stato, grazie e appuntamento alla settimana prossima. Banda di 3 giovani pusher sgominata nella notte di domenica a Treviso.